Qui nelle valli, se ci tolgono l'ospedale, siamo finiti. Ci diano la pillola e ci facciano andare tutti tranquillamente. Perché non è possibile che io debba aspettare con un infartato un'ambulanza quasi 40 minuti. Con una persona del 118 che da Udine mi insegnava cosa fare e cosa non fare, anche se c'era poco da fare, ma se l'ambulanza fosse venuta con un medico a bordo, qualche cosa si poteva fare. Non dico per mio figlio, adesso ormai non c'è più niente da fare, ma potrebbero succedere ad altri la stessa cosa che è successa a noi. Quindi pensateci bene prima di chiudere l'ospedale, perché l'ospedale di Cividale va tenuto aperto, perché da Cividale a Ponteaco sono 5 minuti di ambulanza. Da Udine hanno impiegato 35 minuti, i 35 minuti fatali. E questo non è ammissibile. E noi siamo qua, sulla statale. Si immagina quelli che abitano in montagna, a Montefosca, sul Mataiur, a Mersino, a Roda, cosa possono avere? Niente, solo sperare di morire. Basta. Il suo è un appello ai politici? È un appello alla Serracchiani, è un appello alla signora Telesca. Probabilmente la signora Telesca non sa cosa è, cosa vuol dire. Ne ho perso uno 10 anni fa, ne ho perso un altro adesso. Il primo aveva 38 anni, il secondo ne ha 47. Mia nipote, la prima, aveva 10 anni e adesso questa ne ha 3. Che cosa devo dire altro? E noi siamo a stare a basso, non in montagna, siamo sulla statale. E allora cosa devo dire ancora? Avrei tante cose da fare, non da dire, da fare, ma sarebbero cose troppo cattive. Di cattiveria ne ho da vendere. Giampaolo, tu lavori qua in Fincantieri? Sì, Da quanto? 29 anni. Abbiamo visto un po' di cose, no? Jobs Act e tutto quello che abbiamo visto, e accettare il sistema in cui si lavora in queste condizioni. Questa fabbrica è il 70% pubblica. E tollera una situazione del genere? Tollera, quasi quasi lo impone. Purtroppo questa è la globalizzazione. Ma senti, Poveri contro altri poveri. tu hai votato tutta la vita a sinistra. Sì. E adesso? Non posso. Non puoi votare sinistra più. Scherzi. Perché non è sinistra. Questo è il punto. Non è sinistra. È altro. Cosa fai? Guarda qua. Non possono far niente. Questi oggi ci sono, domani non ci sono più. Capisci? Cosa vuoi dire? Questa sede degli attacchi che sono stati tutti esclusivamente personali, tutti esclusivamente personali, tutti. Li ho sopportati, come vedete poi ci sono dei momenti nei quali si fa fatica, faccio fatica anch'io e mi dispiaccio perché questa non è la faccia delle istituzioni. Ho cominciato a tutte le cose più care che avevo.
Per quanto riguarda me è dal 2011 che mi chiedono cosa voglio fare. Direi che insomma è anche arrivato il momento di cambiare la domanda. Il giorno dopo il pianto arriva un sorriso, ma certo non liberatorio. Una Deborah Serracchiani ancora visibilmente scossa torna nell'arena mediatica in occasione dell'arrivo della mega portacontainer della MSC al Molo Settimo e risponde ai tanti che, dopo la sconfitta al referendum, in un momento critico per il PD, gli chiedono lumi sul suo futuro. Intende ricandidarsi in regione oppure no?